I lavori di consolidamento del muro di contenimento in via Liguria a Favara hanno indotto le competenti autorità comunali a predisporre in zona nuove regole per la disciplina del traffico sia veicolare che pedonale. Con ordinanza numero 30, protocollo 7276, il comandante del locale corpo di polizia municipale Gaetano Raia ordina la chiusura al transito veicolare nella via Liguria, nel tratto interessato dai lavori. Esenti dal divieto i residenti della via sottostante il poliambulatorio di Via della Sanità. L'ordinanza vieta altresì l'accesso agli automobilisti da via Baronessa Mendola, direzione via Liguria. Anche in questo caso il passaggio è consentito ai residenti. Finalmente stanno iniziando i lavori di consolidamento del muro di sostegno di via Liguria e da oggi il traffico viene rimodulato, in quanto per consentire questi lavori bisognerà chiudere la via Baronessa Mendola che è alle mie spalle e chiudere contemporaneamente anche la via Liguria, ai quali avranno accesso solamente i residenti. Per cui per andare verso Agrigento si potranno utilizzare le vie alternative che sono la via dei Mille oppure la via Empedocle. Restando in zona ma spostandoci più a valle, le recenti piogge hanno probabilmente indebolito le vetuste membra di un edificio di via Sottotenente Giglia, la stretta Viuzza, che collega via Zanella a piazza Mazzini. Per ragioni di pubblica sicurezza, il tratto di strada su cui insiste l'immobile è stato interdetto al traffico sia veicolare che pedonale. Purtroppo il nostro centro storico continua a darci dei problemi e nella via Sottotenente Giglia c'è un altro immobile che con queste piogge di questi ultimi giorni la situazione statica si è aggravata e abbiamo dovuto chiudere la stessa via Sottotenente Giglia nella parte centrale, anche qui consentendo l'accesso ai soli residenti nelle restanti parti.